Alleluia. Vogliamo leggere insieme questa mattina nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, leggeremo dal verso 18 al verso 35. Vi chiedo una cortesia, se potete farlo. Stiamo trasmettendo il culto in diretta. Abbiamo un cellulare che sta trasmettendo in diretta, ma c'è qualche difficoltà di campo. Se potete spegnere il vostro cellulare, si libera un po' il campo ed evitiamo che si interrompa la diretta perché ci sono delle difficoltà. Se potete farlo, vi ringrazio. Luca, capitolo 7, leggeremo dal verso 18 fino al verso 35. Questa mattina parleremo di aspettative e realtà. I discepoli di Giovanni gli riferirono tutte queste cose ed egli, chiamati a sé 2 dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati a te a chiederti: sei tu colui che devi venire o ne aspetteremo un altro?» In quella stessa ora Gesù guarì molti da malattie, da infermità e da spiriti maligni, e a molti ciechi restituì la vista. Poi rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Quando gli inviati di Giovanni se ne furono andati, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. «Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano degli abiti sontuosi e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e uno più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a bambini seduti in piazza che gridano gli uni agli altri: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: ha un demonio. È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli». Fino a qui, accomodatevi. Gesù riabilita, se qualcuno forse era rimasto perplesso dalla richiesta di Giovanni, riabilita Giovanni. E parla di una realtà che era nella mente di chi stava ascoltando Gesù in quel momento. E forse tra quelli che erano andati nel deserto a cercare chissà che cosa,
c'erano anche quelli presenti davanti a Gesù, che erano davanti a Gesù con delle aspettative loro personali, si aspettavano qualcosa, esattamente come noi ci aspettiamo qualcosa. Chissà che questa mattina qualcuno venendo qui sia venuto aspettandosi qualcosa, dicendo: non ho potuto ottenere perché ero lontano dalla Chiesa, ho aspettato, mi sono fatto il buon proposito di cercare il Signore quando ci sarebbe stata la ripresa. Mentre noi quante volte abbiamo invocato in queste settimane che questo tempo di prova era un tempo buono per noi, per rivedere la nostra vita, le nostre decisioni, le nostre posizioni. Il Signore ci ha dimostrato che non tutto quello che pensavamo dovesse andare come credevamo andava bene. E quindi, in qualche modo, il tempo della prova doveva essere un tempo di risveglio, ma forse qualcuno ha detto: aspetto, quando finirà rivedrò. Allora nella mente si sono formate delle immagini, si sono create delle idee. Farò così, ricomincerò da domenica 24 e andrò al culto in un modo diverso da come ero stato prima. Ho la possibilità di ricominciare, delle aspettative. Iniziamo a pensare, iniziamo ad aspettarci qualcosa di preciso, iniziamo a ricercare e ricercare e ricercare. Esattamente come fanno quelli che non conoscono il Signore, che sono continuamente alla ricerca di qualcosa, di qualcos'altro, di qualcosa in più. E noi sappiamo che cosa sta cercando il mondo. Tanto è vero che il Signore ci ha mandati ad annunciare quello che il mondo sta cercando e non sa: la salvezza in Cristo Gesù. E quindi siamo ingannati dalle nostre aspettative. Samuele voleva che a essere re di Israele dopo Saul fosse Eliab, il primogenito di Isai, e non quel ragazzino che era nei campi a curare le pecore. Naaman aveva l'aspettativa di una cerimonia solenne, sontuosa, che anticipasse la sua guarigione da parte del profeta, e non si aspettava certo di ricevere un ordine da interposta persona, anzi proprio da un servitore: vai, fai e vedrai che sarai guarito. Natanaele non si aspettava certo il Messia dalla Galilea, si aspettava il Messia dalla Giudea, e disprezzò Gesù quando lo incontrò. 10 delle 12 spie, quando furono mandate a vedere la terra di Canaan, si aspettavano dei nanetti ad abitare quella terra, così da sconfiggere in 4-4-8. Certamente non si aspettavano i giganti. Aspettative che ingannano noi stessi, forse colpiti dalla prova, colpiti dalla malattia. Ci aspettiamo che accadano delle cose esattamente come ce le immaginiamo. Il Signore farà questo perché sono umile, farà quello che desidero perché l'ho invocato con tutto il cuore. Anche la nostra stessa giustizia ci inganna. Con tutti i nostri buoni sentimenti accade, perché le nostre aspettative ci ingannano. Noi veniamo delusi e rimaniamo male. E questa delusione produce una profonda insoddisfazione. E diventiamo come quelli che desiderano uno che rimproveri perché hanno davanti uno che fa festa. E quando hanno davanti uno che rimprovera, desiderano uno che fa festa. Invocavano il rigore, la santità, è arrivato Giovanni il Battista a un demonio. Cosa vuole questo da noi? Ci mette un peso sulle spalle. Ma arriva Gesù, entra nelle case dei pubblicani, mangia con loro, sta con i peccatori. Ecco, abbiamo bisogno di uno che dica che questi stanno sbagliando e non di un mangione e un beone. E noi diventiamo così, quando le nostre aspettative ci ingannano, veniamo delusi, non ci va bene più nulla. Vogliamo il rigore?
quando non vediamo il rigore. E quando c'è il rigore vogliamo che si allarghino le maglie. Vogliamo la festa quando non c'è la festa. E quando c'è il canto vogliamo il silenzio. Vogliamo il lamento quando c'è la lode. E quando c'è il lamento vogliamo la lode. E tutto questo perché le nostre aspettative ci hanno così ingannato che il nostro cuore è rimasto deluso. E Gesù dice questo ai presenti davanti a Lui. Ma che cosa siete andati a vedere nel deserto? Ma che cosa vi aspettate? Ma che cosa state cercando? Che ancora l'animo vostro continua a essere insoddisfatto, alla continua ricerca. Che cosa siete andati a cercare nel deserto? Persone vestite di abiti sontuosi? Quelli stanno nei palazzi. Che cosa siete andati a sentire nel deserto? E allora il Signore poi parla della realtà e la mette proprio di fronte alle aspettative. E questa mattina il Signore mette la realtà che Lui ha portato nella nostra vita davanti alle nostre aspettative. Perché purtroppo noi le nostre aspettative ce le creiamo tutti i giorni. Ma il Signore ci parla di realtà e dice, sì, nel deserto c'era un profeta, anzi c'era il maggiore dei profeti. Ma fa un passo in più il Signore, dice, ma il più piccolo nel regno dei cieli è maggiore di Giovanni, perché dopo Giovanni sono arrivato io. Quindi siete andati nel deserto e c'era un profeta. Non era come ve lo aspettavate, ma era il maggiore dei profeti. Ma in questo momento c'è uno maggiore del maggiore dei profeti e sono io. Avete davanti a voi il Salvatore. Avete davanti a voi il Signore. Avete l'Emmanuele, è stato citato prima in preghiera. Avete il Re dei Re, il Signore dei Signori. La realtà è questa. Eccomi. Sono qui, davanti a voi. Che cosa state cercando nel deserto? La realtà sta esattamente davanti a voi. C'è Gesù con noi qui. Ed è qui. È qui presente tra noi. Per la verità è stato presente anche dietro ai monitor, per quelli che hanno frequentato i culti. Era nella camera segreta, per quelli che si sono chiusi la porta dietro e hanno invocato il nome del Signore. Era nella solitudine della nostra casa, quando eravamo da soli. La realtà è che il Signore è sempre stato presente. Il problema è che forse qualcuno è stato come quelli che sono andati nel deserto e si aspettavano un principe in vesti sontuose, si aspettavano altro. Il problema è che, essendo così attenti alla forma, c'è sfuggito che la sostanza era già con noi. È una realtà completamente diversa. A volte noi diciamo, stiamo attenti alla forma e non c'è la sostanza, ma il Signore sta dicendo altro. Sta dicendo, noi stiamo così attenti alla forma che ci sfugge che possediamo già la sostanza. Il Signore è già qui con noi. È qui. Ma la giustizia è rivelata a quelli che aprono gli occhi e non si lasciano ingannare dalle loro aspettative. È lì dove noi ci aspettiamo la sontuosità, il lusso, dove ci aspettiamo grandi cose, abbiamo aspettative che hanno costruito delle immagini nella nostra mente e non si realizzeranno, noi ci scontriamo con un'estrema semplicità, quella di un profeta vestito di pelli, quella di un Salvatore che bazzica con i pubblicani e i peccatori, che non si scaglia contro l'esercito romano, ma parla ai miseri, predica il Vangelo ai poveri e guarisce, senza annunciarlo, magari toccando silenziosamente un malato, pronunciando una parola a un pagano che è arrivato lì perché si preghi per suo figlio e così via. La realtà è qui.
e a volte ci sorprende. Qui tra noi c'è il Signore, fratelli. Quello di cui abbiamo bisogno è già qui. La risposta che stiamo aspettando da Dio è già giunta. Signore, noi vorremmo venire dietro a te, vorremmo raggiungerti se tu vai via prima di noi, ma non sappiamo la via. Come facciamo a camminare dietro di te? Gesù rispose, ve lo ricordate? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La risposta è già qua. A volte noi preghiamo il Signore, Signore rispondimi, cosa devo fare? Ma Egli ci ha già risposto e le nostre aspettative ci rendono sordi alla risposta del Signore. Nell'unico momento di crisi spirituale che ho avuto nel mio cammino, ero stato tentato di smettere di impegnarmi così tanto a servire il Signore, perché non vedevo il frutto che mi aspettavo. Pregavo per la salvezza in casa mia e, come tuttora sapete, in casa mia la salvezza della persona che aspettavo non arrivava. Mi impegnavo e le persone non andavano al Signore. Così, nello scoraggiamento di non vedere quello che mi aspettavo, avevo proprio desistito, ero fidanzato e mia moglie sa di quel periodo. Ma il Signore in preghiera, da solo, nella mia camera, mi parlò al cuore dicendo: quello che tu devi fare e ciò che ti devi aspettare servendomi, già lo conosci. E non è quello che immagini tu. Io te l'ho già rivelato. E il Signore mi aprì gli occhi e io vidi l'estrema necessità di prendere in mano un mazzetto di opuscoli e andare in paesi dove non era mai andato nessuno. E da lì sono ripartito, da solo, senza che nessuno mi chiamasse, nel silenzio, nei miei pomeriggi liberi, cartina alla mano, paese per paese, da solo, posta per posta, cancello per cancello, palazzo per palazzo, persona per persona incontrata, uno per uno. E ho capito che stavo servendo il Signore come il Signore voleva, nel silenzio, nella semplicità. E mi ricordo ancora di quel pomeriggio in cui alla fine di questo tempo di distribuzione personale ero stanco, ero sudato, avevo camminato tanto, questi paesi che hanno poche anime e ogni è distante 100 metri dall'altra, quindi cammini tanto e raggiungi poche persone. E mi ricordo che mi facevano male i piedi e volevo tornare, dicevo, mancava una casa in questa strada provinciale e la villa era lontana non 100 metri ma 300 metri, si vedeva in lontananza. Io dicevo, ho dato un opuscolo a tutte le case di questo paese e se ne salto una, che fa? Ma nel mio cuore lo Spirito Santo ha suonato il campanello e ha detto: io ti ho chiamato ad andare a ogni casa di ogni paese da solo, nel silenzio, nella semplicità. Che fai? Che fai? E così sono asciugato il sudore dalla fronte, ho fatto quei 300 metri, sono arrivato lì e non c'era una cassetta ad aspettarmi, non c'era una porta chiusa, ma c'era una signora nel suo giardino che mi ha visto da lontano avvicinarmi e quando ho iniziato ad approcciarla con una parola di saluto si è fermata. Abbiamo iniziato a parlare del Signore, lei aveva bisogno del Signore. Nell'ultima casa
La mia aspettativa era chissà che cosa dovevo raccogliere, ma il Signore mi aveva detto che la risposta già ce l'avevo. Io ero chiamato ad annunciare l'Evangelo a quelli che dovevano ricevere la parola, indipendentemente da quello che mi aspettavo io. E l'ultima persona che io avrei immaginato era quella che stava aspettando l'Evangelo. La risposta ce l'abbiamo già. Che cosa stiamo cercando nel deserto? Il pane che sazia l'anima nostra è già sceso dal cielo, sta già scendendo dal cielo, è qui. Non dobbiamo sfogliare le pagine di YouTube. Guardate che quello che abbiamo vissuto in questi 2 mesi è la cassetta di emergenza, non è la normalità è essere qui. Stare accecati dalla luce, e aveva ripreso a camminare con loro. Gesù è già qui, è presente. E Gesù sta, cari farisei, cari sacerdoti, che vi aspettavate chissà chi nel deserto e avete rifiutato Giovanni. Sono qui a parlarvi, sono il figlio di Dio e mi rifiutate. Voi non ricevete la giustizia di Dio, ingannati dalle vostre aspettative. Ma chi apre gli occhi, accetta la realtà, che ciò di cui abbiamo bisogno ci è già stato dato ed è qui, a portata di mano, a portata di cuore, a portata di preghiera. Quelli saranno benedetti. Alla sapienza è stata resa giustizia dai figli della sapienza, che sono quelli. Io ti rendo lode, dirà il Signore, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai aperte ai piccoli, a quelli che con semplicità e con fede hanno deciso di accettare che il Messia che dobbiamo ricevere è quel Gesù che ci dà pane, semplice, ma ce lo dà, che non ci lascia, che ci risponde, che ci chiede di seguirlo, che ci ricorda che Lui non ci abbandona e che non si è dimenticato di nessuno di noi. Tutto quello che abbiamo promesso al Signore nel passato, Lui lo ha registrato nel suo libro e vuole che noi torniamo a Lui con tutto il nostro cuore per tornare a gustare la comunione che Lui vuole avere con noi, per salvare quelli che invocheranno il suo nome, per perdonare quelli che chiedono perdono a Lui, per riempire il cuore di Spirito Santo di quelli che credono che per ricevere il battesimo nello Spirito Santo non dobbiamo andare nei palazzi, non dobbiamo aspettarci granché, c'è già stato dato, c'è già stato dato. Che cos'è? Abbiamo la semplicità di cuore, la fede, l'umiltà di accettare le risposte che già conosciamo, che già sono arrivate al nostro cuore. Questa mattina saremo benedetti dal Signore. Troveremo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Troveremo il perdono dei peccati.